Quasi 1 milione di euro è l'impressionante cifra che i due giostrai di Vascona, processo per circonvenzione di incapace, sono riusciti, secondo l'accusa, a farsi consegnare tra il 2009 e il 2014 dall'ex parroco di Ponzano Veneto, Don Angelo Trevisan, oggi 95enne. Quando il caso scoppiò, in seguito alle segnalazioni di amici e conoscenti del sacerdote, si era ipotizzata una cifra di appena un terzo rispetto a quella emersa ieri nel corso dell'udienza a carico di Diana Caldaras, 30 anni, e del compagno Manolito Salvi, 37 anni. 930.000 euro, secondo la ricostruzione delle numerose richieste della donna al sacerdote e dei successivi pagamenti, finché la vicenda non è venuta a galla dopo ben 5 anni in cui il religioso parroco storico di Ponzano aveva assecondato i presunti bisogni della donna. Inizialmente piccoli importi, quello che poteva servire per fare la spesa al supermercato, poi cifre più importanti con la promessa di restituire il denaro quando la donna avesse incassato i soldi del risarcimento di un grave incidente stradale di cui diceva essere rimasta vittima. Nel frattempo sosteneva di dover pagare cure mediche, spese legali e mantenere i 2 figli. Pensavo di fare del bene, ha detto ieri Don Angelo nel corso della sua deposizione.